Ha spesso dato il suo contributo e messo a disposizione il suo talento per regalare momenti poetici a manifestazioni religiose e comunitarie. Spinto a dare sfogo alla sua creatività dal nostro editore Libertino Sorce, per Favara e per i favaresi è diventato fin da subito un personaggio amato e stimato. Dalla sua prima poesia, Salvatore Sciortino è stato spesso ospite degli studi di Sicilia TV. Lo conosciamo per aver trattato nelle sue poesie argomenti di tradizione popolare della nostra terra e sociali. Questo pomeriggio alle 17:30 la presentazione del suo libro intitolato Terra di Sicilia, poesie, ricordi, memorie e tradizioni al Castello Chiaramonte di Favara. Si tratta di una raccolta di oltre 100 opere, tutte scritte da Salvatore Sciortino, alcune delle quali già pubblicate e altre inedite. Terra di Sicilia, il poeta la dedica alla memoria di suo padre e nella nota dell'autore a introduzione del libro Sciortino esordisce così: vivo di poesia e ne sono felice. Questa è la mia terza raccolta di poesie e spero di dare al lettore la possibilità di conoscere quello che detta il mio cuore e nello stesso tempo cerco di fargli scoprire le nostre tradizioni, ricordando il passato. La presentazione del libro precede di un giorno il compleanno del poeta. Salvatore Sciortino, infatti, domani compirà 87 anni e raggiunge questo traguardo circondato dall'amore della moglie, Carmela Sciumè, dei 4 figli, Gerlando, Antonio Salvatore, Massimo e Marianna, e di 4 splendidi nipoti. A Sciortino vanno i migliori auguri della famiglia e dei cari. A questi si aggiungono anche i sentiti auguri della redazione e dell'editore di Sicilia TV.